Paolo Mancin, presidente del consorzio pescatori di Scardovari, la situazione del granchio blu. Avete avuto un incontro ieri con il commissario Caterino, con il sindaco, con l'assessore. Come è andato questo incontro? Beh, diciamo che un incontro non è che sia servito a molto, nel senso che abbiamo sentito gli ultimi aggiornamenti che già conoscevamo. In pratica noi abbiamo iniziato attività di raccolta e smaltimento a seguito dell'ordinanza già da fine aprile e chiedevamo al commissario di iniziare a rimborsare questi costi che noi stiamo sostenendo tutti i giorni. Finora siamo arrivati quasi 300.000 euro di spese che noi abbiamo sostenuto da aprile ad oggi, quindi il conto di ieri alla fine non è che abbia portato grosse novità. L'unica novità è che a giorni, ma questo ce lo dice già da tempo il commissario, a giorni firmerà questa ordinanza e noi potremo chiedere il rimborso di quanto stiamo spendendo giornalmente. Siete riusciti a quantificare quanto è la spesa giornaliera mediamente? Allora, ieri con 320 quintali di granchi moltiplicati per 1,50 si fa basta fare i conti, sono circa 45.000 euro. Quindi ogni volta che c'è questo pescato, si diceva ieri 300 quintali, mediamente 150. Oggi saranno 200, il lunedì è il giorno più pesante, però mediamente ogni giorno sono 200 quintali circa. Quindi... Vogliamo andare dove avete il deposito, dove stanno arrivando appunto i granchi? Certo, andiamo a vedere. Ecco, qua c'è già un punto di raccolta. Qui i pescatori arrivano, scaricano i granchi che non riusciamo a vendere e dopodiché vengono. Che caratteristiche devono avere per essere venduti? Almeno un netto di 100 grammi di peso, non devono avere uova. Ah, quindi devono solo maschi? Maschi, anche femmine, però senza uova e femmine. Ma però le quantità sono enormi, quindi non si riesce, più di 50, 60, 70 quintali al giorno non riusciamo a vendere per il momento. Quel progetto che c'era con i paesi del sud asiatico? Stanno lavorando nel nostro impianto che abbiamo dato in locazione, sono in grosso ritardo, dovevano partire a aprile e siamo già quasi agosto ancora per problemi loro tecnici di materiali di impiantistica. Confidiamo che a fine mese partano. Ecco, voi tra l'altro avete la raccolta anche delle altre lagune, quindi di quelle di Rosolina. Noi inizialmente dovevano essere 3 i punti di raccolta, noi, mercato ittico di Donada e Chioggia. Gli altri due punti si sono rifiutati di gestire questo smaltimento, siamo gli unici noi a raccogliere tutti i granchi del Veneto. Ecco, ci diceva, l'assessore vi ha prospettato un recupero di 1 milione di euro circa, che detto così possono sembrare tanti, però ripartiti, diceva, in 4 lagune. Questo milione è vero che c'è un bando che è appena uscito, però il bando prevedono 5 lotti, divisi in 5 zone lagunari del Veneto, e a zona nostra sono circa 200.000 euro. Sì, sono tanti, ma con questi ritmi, con queste quantità, sono pochissimi. In 10 giorni noi li finiamo questi 200.000 euro. Ecco, il vostro è un settore in crisi. Ero a Chioggia ieri, ci dicevano anche per le volanti o le barche che stanno andando a mare, c'è una rottamazione, tra l'altro la più alta in Italia, proprio a Chioggia. Com'è la situazione a Porto Tolle dopo 500 partite IVA che sono state restituite? Qui non c'è rottamazione, purtroppo, dico purtroppo perché quelli che abbandonano vendono tutto e se ne vanno. Quello che noi cerchiamo di far rimanere quel migliaio di persone che sono rimaste, però con queste situazioni non è semplice resistere. Mettiamo tutte le cooperative, stanno facendo un minimo di produzione all'interno di questi recinti che noi abbiamo installato nelle lagune, però anche lì le lagune sono poche, nel senso che le zone sono poche per poter mettere questi recinti. Abbiamo una laguna completamente ferma, che è quella di Canarin, che purtroppo senza vivificazione non possiamo utilizzarla, e quindi se questi benedetti fondi non partono, FSC, noi siamo veramente... Nella laguna che abbiamo seguito di Marinetta e non solo, ci dicevano che il problema, oltre ai granchi, che forse loro ce l'hanno in misura minore, c'è l'ossigenazione, che non c'è
la tragatura. Ricambio delle acque. Anche voi avete questo problema? E questa qua è una questione annosa, qualcosa la regione ha messo in campo attraverso il comune Portatolle, però purtroppo le lagune, le dette del Po hanno bisogno di interventi strutturali importanti, continui, altrimenti rischiamo veramente di scomparire. Abbiamo perso in 10 anni 2 piccole lagune, se perdiamo anche i canarini siamo destinati a scomparire. Qua siamo nel reparto di lavorazione delle vongole. Come è calato? Cioè, rispetto ai 2 anni fa, quando eravate a pieno regime, a che percentuale siete di operatività? Guarda, noi saremmo contenti quest'anno di fare un 5% rispetto a quello che facevamo nel 2023, perché l'anno scorso abbiamo fatto zero, praticamente zero. Quest'anno abbiamo cambiato regime di coltivazione attraverso le cooperative, qualcosa stanno facendo, però è poco, è solo per pagarsi quel poco da vivere, per stare in piedi, e pagarsi i contributi che anche lì, promesse fatte di sospensione di contributi, e domani scade la prima rata, dobbiamo pagarci. Quantificando quanti milioni di euro persi? Abbiamo avuto un calo dai 23 ai 24 del 90% di produzione.